Assessore Santoro consiglia questi alloggi perché siano padroni delle loro case, della loro città, del loro paese. Sì, molto importante quest'oggi la consegna di questi 30 alloggi qua a Palazzolo, che è a compimento di un programma che è un contratto di quartiere iniziato nel 2007 con fondi dello Stato, fondi regionali, del Comune e della stessa Ater. Ho accolto i cittadini dicendo benvenuti a casa vostra proprio perché lo sforzo che le istituzioni, e qui abbiamo tutte le istituzioni insieme, hanno fatto, sono finalizzate davvero a dare una risposta a casa ai cittadini che non riescono a trovarla sul mercato per la loro debolezza di tipo economico. E quindi è un grande piacere in questo momento vedere proprio il compimento di un lavoro che ha visto tanti protagonisti. Io sono solo l'ultima di questa filiera che appunto iniziata nel 2007 ha portato al recupero di più di 50 alloggi. Oggi ne consegniamo 30 con lo spostamento di residenza di alcuni residenti prima, un programma molto complesso che però l'Ater di Udine ha saputo portare a compimento, e ringraziando il direttore Toso ringrazio tutti quelli che sono stati protagonisti anche per un solo episodio di questa storia proprio per portarla a buon compimento. Auguri.